CNA organizza presso il T-Hotel il convegno dal titolo Lo scenario strategico per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della Sardegna al tempo del PNR, nel corso del quale verrà presentata una dettagliata ricerca sul sistema imprenditoriale sardo. Apre i lavori Francesco Porcu, segretario generale CNA Sardegna. Introduce la ricerca Luigi Tommasi, presidente regionale CNA. Un saluto di benvenuto e un ringraziamento al presidente nazionale Dario Costantini, che è qui e che ci onora con la sua presenza. Grazie davvero a tutti per aver accolto l'invito di CNA a partecipare a questo evento che propone una mattinata di riflessione, insomma, di confronto sui temi dello sviluppo, della crescita economica e più in generale delle prospettive per la nostra economia, ma per tutta la società sarda. Ringrazio anch'io tutti i presenti per aver accolto l'invito a partecipare a questa nostra iniziativa. Grazie ai tanti ospiti, ai sindaci, ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni presenti. Un grazie particolare ai relatori, tutti per la disponibilità e il contributo che vorranno offrire al confronto che proporremo stamane. Grazie ancora a Dario Costantini, il nostro Presidente nazionale, che per essere qui oggi non ha esitato a sottoporsi a un autentico tour de force. Presenti autorevoli rappresentanti delle istituzioni e della cultura isolana. Presenta la ricerca Antonio Mura, direttore tecnico del Cresme. Nell'ultimo ventennio l'economia della Sardegna ha avuto grandi difficoltà a mantenere ritmi di crescita in linea con la media nazionale. Nel decennio prepandemico l'isola ha avuto un tasso di crescita negativo. Nel 2020 l'impatto della crisi sanitaria e dei diversi lockdown è stato decisamente più grave che altrove. Alla fine del 2023 crisi energetica, inflazione, stretta monetaria e incertezza geopolitica hanno messo in discussione la capacità dell'isola di raggiungere i livelli di attività del 2019. Dall'analisi comparata della struttura del PIL della Sardegna con quello delle altre regioni italiane, si evince che, investendo sul miglioramento dei processi produttivi, della tecnologia, dell'organizzazione e dei modelli gestionali, la Sardegna potrebbe recuperare circa 10 punti percentuali di PIL, pari a 3 o 4 miliardi di euro. Analizzando i comparti strategici della Sardegna, come agroindustria, turismo, trasporti, costruzioni, ci potrebbe essere la speranza per una ripresa economica? Certo sì, puntiamo proprio su questi 4 comparti perché sono trainanti, perché il turismo, come si vede, sta andando bene. Speriamo che continui e che allunghi ancora un po' la stagione, così ci porta un po' di più di benessere, magari accorcia un po' il gap che c'è tra noi e le altre regioni italiane, specialmente quelle Trentino, Lombardia, che sono molto forti. L'isola si posiziona al quartultimo posto tra le regioni italiane a causa delle difficoltà di realizzare una crescita competitiva e all'incapacità di tenere il passo con l'innovazione. Ma quali sono i settori che possiedono le maggiori potenzialità a fronte di un investimento indirizzato a migliorare l'efficienza del processo produttivo? I settori li abbiamo indicati nella ricerca, parliamo dei trasporti, dell'agroalimentare, del turismo e delle costruzioni. La ricerca ci dice che se avvicinassimo questi settori alla media nazionale recupereremo praticamente 4 miliardi di euro di ricchezza prodotta.
Ancora, se ci avvicinassimo alle regioni più virtuose, il valore aggiunto sarebbe nell'ordine dei 9 miliardi. Ora, come realizzare tutto questo? Lo spieghiamo e da questo punto di vista presenteremo una proposta per fare in modo che la Regione costruisca una strumentazione adatta, ad hoc, apposita, proprio per fare in modo che questo processo venga esteso al maggior numero di imprese. Quindi si tratta di mettere in campo tutti gli strumenti di natura organizzativa, gestionale e ovviamente curando anche gli aspetti dell'innovazione che vanno introdotti nei processi produttivi delle piccole imprese per poter nel tempo realizzare questo salto. Come conferma la ricerca, è necessario introdurre elementi di riforma radicale rispetto al passato, efficientamento della pubblica amministrazione regionale, il riordino dell'assetto amministrativo istituzionale, il modello sanitario, il rapporto con lo Stato, la riforma del nostro statuto, il riconoscimento dei principi di insularità e l'autonomia differenziata. Servirebbero accordi bipartisan tra le forze politiche nel definire un quadro di regole e valori condivisi. Presidente, il settore delle costruzioni è sempre stato un comparto molto importante per l'economia nazionale, ma in Sardegna c'è un gap notevolmente inferiore rispetto soprattutto al nord Italia. Quando vanno bene le costruzioni nel nostro paese va bene l'economia, lo dicevano i nostri nonni quando insomma, in città ci sono i cantieri edili, ci sono i soldi in giro. No? Noi abbiamo avuto dal 2008 diverse crisi che insomma, hanno pesato sull'economia del nostro paese, ma hanno pesato soprattutto sulle tante imprese artigiane che hanno chiuso e sicuramente il comparto delle costruzioni, con un comparto molto vasto e molto rappresentato anche dalla nostra associazione, ha pagato questo gap. I problemi sono due. Uno è il problema dei crediti incagliati, di imprese che hanno fatto i lavori semplicemente seguendo una legge dello Stato e oggi non riescono a vedersi riconosciuti i denari per i lavori che hanno effettuato e hanno effettuato la regola d'arte. Insieme alle nostre imprese ovviamente non voglio dimenticare tutti quei cittadini che hanno investito per il bene più prezioso che è la casa e magari oggi sono fuori di casa perché insomma, non si sta chiarendo una legge. Come CNA abbiamo sollecitato già all'inizio di questo problema, a febbraio del 2022, prima il ministro Daniele Franco dell'allora governo, ministro dell'economia, poi ci siamo fatti sentire anche a Palazzo Chigi nel febbraio scorso quando il governo ha deciso di fermare il super bonus. Il problema rimane non solo per i nostri artigiani, non solo per le famiglie che vogliono efficientare in un momento in cui l'energia è molto cara, siamo ancora in crisi energetica, ma c'è un problema perché l'Europa ci pone degli obiettivi. La direttiva casa oggi sarebbe inattuabile con le normative attuali, quindi c'è bisogno di segnali forti dalla politica. Come CNA abbiamo chiesto una modifica del PNRR, abbiamo chiesto di poter avviare un progetto sull'autoproduzione che ovviamente attiene anche al comparto delle costruzioni di cui gli impiantisti fanno parte. Noi riteniamo che in 3 anni si potrebbero equipaggiare i tetti dei nostri capannoni di impianti fotovoltaici. Riteniamo che in 3 anni si potrebbero lavorare 200.000 capannoni nel nostro paese e abbiamo portato a Palazzo Chigi i conti di questa manovra che porterebbe il nostro paese a produrre in 3 anni tanto fotovoltaico pari a 1/3 di tutta l'energia verde prodotta nella storia del nostro paese. Questa manovra costerebbe 2,5 miliardi. Voglio non dimenticare che per andare in aiuto alle imprese e alle famiglie, per pagare le bollette, il governo ne ha spesi già quasi 70 di miliardi. Io credo che la nostra proposta sia molto in linea per la transizione ecologica,
ma soprattutto sia molto in linea per quelli che sono gli obiettivi del PNRR, ovvero, non dimentichiamolo, lasciare un paese migliore di quello che abbiamo trovato. Nello studio ricerca di CNA Sardegna compare che il turismo ha un gap che potrebbe essere maggiorato del più 34%, mentre lei nel suo intervento sostiene che nel 2023 si è già fatturato più che non nel 2019 in senso globale, fra albergatori, ricettività eccetera, nel comparto turistico. Come si spiega questa discrepanza? A volte i numeri bisogna dargli la giusta lettura, 2 più 2 deve sempre tornare a 4, non ci sono altre soluzioni. Noi abbiamo le presenze turistiche che creano e generano economia, abbiamo i flussi turistici che sono certificati e sappiamo quanta gente arriva ogni giorno e quindi ogni mese. Attualmente il 2023 è già i primi 6 mesi sono superiori al 2019 che era considerato un anno record. Lo scorso anno abbiamo battuto i numeri perché la permanenza era molto più lunga e quindi abbiamo fatto oltre 20 milioni di presenze. Quest'anno c'è una piccola insoddisfazione perché ci sono alcune aree geografiche scoperte, ma c'è un settore ex alberghiero che sta strappando purtroppo, ahimè, economia al settore alberghiero. Però sono complementari, sono servizi complementari che non si autoescludono. Il turista oggi sceglie cose diverse per 1000 motivi e purtroppo è un fenomeno mondiale che nessuno può fermare. Se ha fatturato oltre 400 milioni di euro lo scorso anno, quest'anno è già oltre il 53% sulle prenotazioni, qui c'è un motivo, che il turista sta scegliendo strutture extra-alberghiere, case vacanza, che secondo loro, secondo la famiglia, che a volte ha difficoltà economica, perché la famiglia del ceto medio-basso che ha una difficoltà, allora va a cercare qualcosa dove poter risparmiare e trova anche strutture nuove, moderne. Nel convegno di CNA Sardegna si parla di potenziale, di crescita, di piccole e medie imprese. Restringiamo il campo. Qual è il potenziale di Cagliari, la capitale della Sardegna? I dati di Cagliari di questi ultimi anni testimoniano, ci dicono che la città è in salute, il territorio è in salute sia come città che come città metropolitana, sono dati positivi, ci vedono sempre come prima città del sud in tutte le classifiche. Spesso superiamo anche le città del centro e del nord, c'è una capacità di crescita importante, lo testimoniano i dati nazionali, i dati regionali. La città metropolitana quest'anno è cresciuta, se non ricordo male, di oltre il 5%, l'IRPEF del Comune di Cagliari è cresciuta quest'anno del 10%, siamo sempre tra le prime 10 città per quanto riguarda la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e l'inclusione sociale. C'è un tessuto vivo trainato soprattutto dal turismo e dai servizi, e l'obiettivo è ovviamente consolidare questa crescita con anche una serie di interventi infrastrutturali che sta facendo l'amministrazione. Onorevole, vorrei parlare di trasporti in Sardegna, ma non so cosa dire, non so cosa chiedere, perché questo è un argomento dolente, perché anche i trasporti fanno parte del circuito che poi crea economia. Che dire? Che purtroppo in Sardegna si è trascurato troppo l'argomento trasporti, non ci si è accorti che il mercato stava cambiando, non avevamo più, la politica ha assistito troppo debolmente a quelli che sono stati i fallimenti di Alitalia e anche di una preziosa compagnia come Meridiana. Allora noi ci siamo dovuti rimboccare le maniche e soprattutto lavorare per costruire una nuova continuità territoriale anche nei rapporti con l'Unione Europea. Noi abbiamo bisogno di delle deroghe perché non è giusto che chi viene qui a lavorare deve pagare un prezzo pieno, e soprattutto noi dobbiamo avere la libertà che quando mancano i voli possiamo chiedere alle compagnie di aggiungere più voli quanti sono necessari. Dopo la dettagliata analisi di CNA Sardegna,
La domanda è una sola: cosa occorre fare per non rischiare di perdere i fondi del PNRR? Bisogna organizzare che tra la politica, le imprese, tutti quelli che ne fanno parte siano organizzati per poter non perdere le risorse e spenderle il più breve possibile, perché come sappiamo bene tutti l'Europa non scherza e ci dà dei tempi che dobbiamo spendere, e quindi va organizzato con enti locali, regione e associazioni tutti assieme in modo da poter fare una squadra, un'organizzazione per poter spendere queste immense risorse che abbiamo. Intanto abbiamo espresso una preoccupazione che riguarda la condizione di immobilismo in cui versa la Regione rispetto ad alcuni importanti e strategici assessorati e soprattutto il centro regionale di programmazione. Mancano le funzioni apicali da un punto di vista della direzione tecnica e il rischio che si blocchi tutta la macchina amministrativa. Più in generale è evidente che, ne parliamo nello studio, occorre progressivamente migliorare l'efficientamento della macchina pubblica e anche lì servono riforme di struttura. Abbiamo indicato che la condizione attuale, 12 assessorati, 41 enti, 11 agenzie, peraltro la maggior parte di queste, o una parte rilevante in liquidazione da anni, hanno un assetto che non è più funzionale per dare le risposte che sono attese. La ricerca CNA ha individuato settori strategici con potenzialità di crescita. Chi governa faccia in modo di incidere realmente sui trend della produttività regionale.